Buonasera e bentornati a Novis. Il quadri sulla situazione idrica è fatto in Consiglio regionale dagli assessori agricoltura Stefano Zagnera, all'ambiente Fabio Scocimarro, al fevele di Valorsa a un livello mai registrato dal 1905, con mancul de metà de ploie colade in tal periodi. In complesso la situazione è di emergenze, non drammatiche tanto che in altre regioni, ma tanto serie in particolare in qualche zona dal Friuli. Sul fronte agricolo il quadro è tanto differenziato, per esempio in tal bacino de Ciline il livello non presente criticità. In Temidune invece su 3 bacini all'è dal 16% e si esaurirà dentro il fin dal mese. Anche in zone de basse furlane la criticità è alciata intanto che a remangiarsi e premariarsi sono alte probabilità di non poter garantire l'esercizio con tante aghe e dunque vignerà date priorità a sculture pluriennali dopo blave, soie di prime raccolte e girasoli e infine soie di seconde raccolte. E si sono viertis prenotazioni per quarta dose di vaccine, il secondo booster per gli over 60 e i fragi over 12. L'appuntamento può essere fissato attraverso le farmacie, il call center unico regionale, il CUP e anche in linee in gracis de web app. Il vicepresidente della Regione Riccardi ha fatto sapere che già di mattina sono stati 393 le prenotazioni per ciò che riguarda la nuova fase. E si riduce il numero dei news positivi che ieri aveva passato il soglia psicologico di 3.000 unità. In queste ultime 24 ore sono state rilevate 2.247 news infezioni di quasi 8.700 tampons. Le persone ricoverate in terapie intensive avevano 5, intanto che i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 216. Si registra il decesso di una persona a Udine. In proibizione di bevi per strade e limitazione di orari per somministrazione di alcolici in tali esercizi pubblici. Avaresse indiesi questis le ordinanze dal sindaco di Lignan, Laura Giorgi, e applicherà dal prossimo fin di settimane. I provvedimenti sono stati annunziati al termine dal confronto in prefettura a Udine con i responsabili di tutti gli sforzi dall'ordine e le associazioni di categorie. Clamate dopo de barafuse dal passato fin di settimane, con anche un giovane di 20 anni è stato ferito in maniere serie. Difficile la limitazione dall'accesso terasule, ma saranno più sotto controllo certi varcs di accesso. E i controlli fatti des flammis zalis di Pordenone di lungo dal Ghiringhella a chilometro zero, organizzate domenica passata a Plan dal Chiaval e hanno portato la Guardia di Finanza a scubiersi ben 12 lavoratori dal tutte impleati in maniera irregolare, in ditte di catering che faceva servizi in conosciute località turistiche. Il titolare di ditte è stato sanzionato per amministrazione e con a rischio la sospensione di attività per l'implay di lavoratori irregolari in misure superiore al 10% del personale chiappato regolarmente. Dal principio dal 2022 gli sflammizzali dal comando provinciale di Pordenone e hanno individuato 42 lavoratori in neri e 40 voti irregolari, sanzionanti in complesse 10 datori di lavoro. Il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, ha presentato le novità dall'Ateneo Palan Academic in te giornate che si vierzin ufficialmente l'immatricolazione su tutti la iscrizione gratuita fino a 26.000 euro di ISE, introduzione dall'arabe e dal cinese, 3 news corsi di laurea, filosofia e trasformazione digitale e tecniche di edilizia del territorio.
Sciences e tecnicis de activitas motoris preventivis e adattadis. Cresciuti i corsi dedicati ai dipendenti pubblici, un nuovo sito internet. E anche mo più agevolazioni per studenti, genitori e studenti lavoratori, consentute da iscrizione a due corsi di studi in tal stesso tempo e con mancul tassis. Più spazi per studi e ricerche in grazie di nuove biblioteche dal polo scientifico, al nuovo pavillon di ricerche cliniche e ai crescite dai laboratori di Udin Lab Village. Osin Felix che questa delegazione si deriva di Roma e fa regalo anche a che è stata la Iglesia di Aquilea. Così il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, tanto entusiasta del corale delle Cappelle Musicali Pontificie Sistine, che ha accompagnato la celebrazione dai Sant'Ermacoro e Fortunato. Questa sera nuova esibizione in cattedrale, voi il princittadin alla chiattata in comune il Cardinal Dominique Mambert, prefetto dal Tribunale Massimo de Segnature Apostoliche. Sindic, vescovi, cardinali e il coro della Cappella Sistine per onorare i Sans di Udine. Emozioni e tante partecipazioni. Sì, tante partecipazioni, dopo sono contenti perché io sono di Roma e noi abbiamo robe che si riguardano anche dell'Iglesia di Aquilea, un'Iglesia antica che insieme a Roma, Gerusalemme e Alessandria, come dice il credo Furlan, era una delle Iglesias più importanti. Come non esiste più il Patriarcato di Aquilea, però esistono anche i Furlan, esistono anche le identità cristiane, quindi sono valori che vengono di manifestare e io ringrazio che hanno organizzato e sono ridotte la Cappella Sistina che viene su per questi omaggi alle nostre identità e alle storie dell'Iglesia del Friuli. Il tour in Friuli Vignesi e Giulia delle Cappelle Musicali Pontificie continuerà con un concerto a Trieste in Cattedrale di San Giusto e al 14 di lui. Partirasi a Spilimberg in tal Domo di Sante Marie ai 15 di lui es 20:45. Per il sindaco Enrico Sarcinelli è un'occasione importante per celebrare i 150 anni delle scuole mosaicisti. È un grande onore, un'emozione per la città di Spilimberg, ospitare uno degli appuntamenti dal Nestridomo, la tradizione corale sia di Spilimberg che dal territorio è un evento importante e ovviamente il riferimento soprattutto anche con Aquilea, anche con la tradizione del mosaico, il 2022 è l'anno del centenario della scuola mosaicista del Friuli. Presentate voi a Milano, Aiar di Friuli Vignesi e Giulia, la manifestazione enogastronomica programmata dal 26 al 29 di agosto in te città di San Denel. La manifestazione storica che di più di 35 anni si celebra il persuo di San Denel DOP in tal look di origine e torna in dome perché stanno a fine agosto integrandosi con la promozione dei prodotti enogastronomici dal territorio regionale in collaborazione con la regione. La formula dell'avvenimento non cambia in sostanze e si arricchisce per promuovere di là dal persuo di San Denel anche che gli altri prodotti principali dell'enogastronomia dal territorio, il formaggio di Montas DOP, i vins blancs e i prodotti a bol, io o soi Friuli, Vignesi e Giulia, creando un avvenimento con attrazioni turistiche forti. Al 19 di agosto, con il raduno, acchiapperà ufficialmente la via la prima storica stagione di Adoi per web gesteco Cividate. Voi in conferenza stampa il presidente Davide Micali ha presentato le novità. Gruppo rinnovato in maniera parziale, marchiate che al ponte è continuità dai due leader Rota e Chiera, ritiri in Chiarni tra Paluce e Sudri, appuntamenti chiasandrins al Palagesteco, che resti in fisse ai sabide di sere. Alle dut per queste sere, Gnovis al torne domani di sere, sempre a Nuf, mancul vince. Mandi.